Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal campo comunale Pincelli di Budoni per la 26esima giornata del campionato di eccellenza regionale. Scendono in campo Budoni e Nuorese. Cocco in posizione di playmaker, lancia dalle parti di Alessandro Mastio. Attenzione perché buona la palla per Mastio, il tiro respinge in calcio d'angolo Faustico. A spazio Spano che può pensare anche al tiro, ci prova Samuele Spano, palla sul fondo. Greco gioca su Scioni, allarga sulla sinistra per Raimo, a spazio Raimo per mettere il cross al centro, lo respinge Spina, serie di rimpalli e poi si salva la Nuorese. Satta si libera dalla pressione di Micol, lancia in avanti dalle parti di Spano, non riesce a controllare il pallone Spano. Peana gioca all'indietro su Scarcella, attenzione perché Scarcella rischia, qui non c'è fallo di mano di Spano, arriva Scioni che realizza il gol dell'ex e porta avanti il Budoni al 15° minuto. Errore difensivo piuttosto marchiano di Scarcella. I governanti del mondo sembrano non aver recepito la lezione impartita dagli orrori della Shoah. Intanto si gioca ancora e qui Raimo trova il gol del 2-0, il cross di Rossi dalla destra, il colpo di testa di Raimo in anticipo e cambia nuovamente il punteggio al Pincelli. Tanto Budoni che prova a battere il ferro finché è caldo, qui Raimo al centro, non ci arriva Meloni, quindi Rossi dall'altra parte mette il cross, non ci arriva Scarcella, chiama i suoi a salire. Poi gioca a corto su Mastio, pallone fuori misura, altro errore, c'è Spano, Spano ha la possibilità dal limite dell'area, Spano sfiora il palo, dove c'è Scioni che gioca su Meloni, da questi a Spano, l'uno contro uno di Spano con Peana, Spano col sinistro, palla a fil di palo, questi 5 minuti scarsi, più recupero ancora da giocare. Rantuccio prova a prolungare su Saura che ci prova di prima intenzione, sorprendere Faustico fuori dai pali, quindi Caparros pressato da Saura, gioca su Rossi, Rossi lungolinea a cercare Spano, Spano è il più veloce di Spina, entra in area di rigore Spano, Spano area piccola, il passaggio per Meloni, clamoroso l'errore di Giuseppe Meloni, la macchia all'indietro per Faustico. Il rilancio di Faustico diventa un assist per Dinardo, Dinardo area di rigore, va a chiudere Satta ed è fortunato poi il centrale del Budoni. Giorgi mette il pallone al centro col sinistro, la palla supera Saura e poi Dinardo ha la grande occasione per riaprire la partita. Il numero 13 e arriva su questa segnalazione il fischio finale dell'arbitro. Budoni batte Nuorese per 2-0.